Allora, siamo al Museo di Geografia in Via del Santo con uno dei massimi esperti di Marmolada, il professor Mauro Varotto di Geografia all'Università di Padova. Qui vediamo il plastico della Marmolada. Ci può spiegare per cortesia i maggiori punti di interesse e le caratteristiche della zona? Sì, questo plastico l'abbiamo messo in questo angolo del museo dedicato al cambiamento climatico proprio perché la Marmolada è uno dei ghiacciai più studiati dell'arco alpino. Da almeno un secolo effettuiamo misurazioni su questo ghiacciaio ed è un ghiacciaio complesso, ricco di storia, tra l'altro, oltre che ovviamente dal punto di vista glaciologico. Quindi c'è tutta la vicenda della Grande Guerra che ha interessato proprio questa zona con la città di ghiaccio costruita dagli austriaci, mentre invece il fronte di Serauta, questa cresta appunto che vedete, era il fronte italiano e quindi ci sono le vicende ovviamente legate al primo conflitto mondiale. Tra l'altro la tragedia di ieri probabilmente è la più grande tragedia come numero di morti che è mai avvenuta dopo la prima guerra mondiale e probabilmente adesso bisognerebbe andare un po' a cercare negli archivi, ma non risultano così tanti morti sicuramente non d'estate. Poi dal punto di vista invece turistico chiaramente è un ghiacciaio molto molto frequentato, sia dal versante diciamo bellunese con la funivia Marmolada che ha delle stazioni intermedie, questa di Serauta e quella più in alto di Punta Rocca, e la pista da sci che scende lungo appunto la lingua diciamo del ghiacciaio di Serauta. Da questa parte invece sale dal Pian dei Fiacconi, che è qui verso questo vallone, diciamo, sale la via normale alla cima, alla vetta che è Punta Penia, appunto dove c'è la capanna bivacco, diciamo, sulla cima più alta, 3342 metri. Sotto c'è la diga con il lago di Fedaia, un bacino realizzato negli anni 50 e anche questo è un luogo molto frequentato chiaramente. E tra l'altro il fatto che ci sia questo serbatoio è all'origine di una serie di studi fatti anche negli anni 50 sul ghiacciaio proprio per calcolare l'apporto idrico che il ghiacciaio poteva portare, condurre appunto sul bacino. Quindi un ghiacciaio molto studiato, con una storia molto complessa, molto ricca e purtroppo oggi con un capitolo nuovo della sua storia che è la drammaticità della fusione glaciale.